9 dicembre 2013, l'inizio della fine. Qui siamo a San Vendemiano, Treviso, ma potremmo essere anche a Monselice, Padova o a Montecchio Maggiore, Vicenza, come pure a Portogruaro, Venezia o a Soave, Verona e a Belluno. Stesso giorno, lunedì, stessa ora, mattina presto, stesso slogan, l'Italia si ferma, e stessa rabbia anche in Veneto, contro la casta, la globalizzazione, l'euro, per la democrazia, il lavoro, la sovranità monetaria. L'invito a ribellarsi, a scendere in strada è rivolto a lavoratori, disoccupati, precari, padri, madri, figli e chiunque voglia dire basta. A farsi megafono della loro voce saranno l'IFE, Forconi, COSPA, Azione Rurale, Aitras e altre organizzazioni di base, con una netta presa di distanza dalle forze politiche. Assieme ad altre associazioni libere dai partiti abbiamo deciso che a partire dal 9 dicembre l'Italia si fermerà tutta per dire basta allo scempio quotidiano che ci viene mostrato da anni. L'allestimento è in pieno fermento. Sui siti e sui social network è tutto un pullulare di annunci di presidi, richieste di informazioni, manifestazioni di disponibilità. Le forze dell'ordine sono già in allerta in vista dei prevedibili blocchi del traffico, l'unica indiscrezione che trapela dal riserbo organizzativo, tanto che gli stessi promotori raccomandano alla gente di fare per tempo rifornimento di generi alimentari e beni di prima necessità, in particolare benzina, zucchero, acqua e farina, in quanto il blocco nazionale potrebbe durare, dicono, anche fino a dopo Natale. Noi non siamo più disposti ad accettare tutto questo. Ora fermiamo l'Italia. Ora dovranno scendere ed andare a lavorare loro. Pur di raggiungere questo obiettivo, i manifestanti si dicono pronti ad andare avanti a oltranza. Forza! Tutti insieme ce la faremo.